Gli operai sono tornati sul viadotto della statale 122 che sovrasta la stazione bassa di Agrigento e anche questa volta non c'è alcun comunicato che indichi il tipo di lavori che si stanno eseguendo con ripercussioni sul traffico regolamentato dal semaforo. Saranno sicuramente dei lavori necessari e ogni volta si spera che siano lavori che interessino la messa in sicurezza della strada con l'installazione di idonee barriere. Al riguardo, l'ANAS dovrebbe dire chiaramente se ha intenzione di fornire il viadotto di barriere di sicurezza efficienti, visto che il discorso sembra caduto nel dimenticatoio. Più volte ci siamo occupati dell'argomento, ma nessuno dall'ANAS appunto ha dato seguito alle segnalazioni. Così si va avanti nell'indifferenza assoluta, in un tratto di strada, tra l'altro interessato da alcuni dossi pericolosi in piena curva, in direzione nord, nei pressi del cantiere aperto in questi giorni. Quella delle barriere di sicurezza dovrebbe sicuramente costituire una priorità assoluta e non c'è giustificazione che tenga.